Buongiorno, sono Roberto Foglietta, educatore del servizio sociale dei comuni dell'ambito distrettuale numero 3.1. Il nostro servizio sociale opera su un territorio di 15 comuni, comprendente il Gemonese, la Val Canale e il Canale del Ferro. Quello di cui vi parliamo adesso è un progetto rivolto agli anziani, denominato Presenti come le montagne, un progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e svolto in collaborazione con l'area welfare di Palmanova. È un progetto che intende ribadire la nostra convinzione che in età anziana è ancora possibile acquisire, migliorare, apprendere capacità e competenze, utilizzarle per il proprio benessere e per il benessere della comunità. Stiamo parlando di benessere affettivo, psicologico, cognitivo, culturale, relazionale. In questo progetto desideriamo appunto attivare una serie di attività che vadano a incidere sul benessere delle persone anziane, attivare reti di solidarietà, di aiuto reciproco, oltre, come dicevo prima, incrementare il mantenimento, il miglioramento di capacità e competenze negli anziani. Nel concreto il progetto prevede 3 ambiti di intervento: uno è nei nostri centri diurni, quindi incrementare le attività di educazione, di animazione nei nostri centri diurni, ed è proprio attraverso queste attività di educazione e animazione che vogliamo caratterizzare anche le altre 2 azioni. Una riguarda la formazione degli anziani, in particolare la formazione inerente ai cambiamenti che subentrano in età anziana, cambiamenti che possono essere sia di tipo problematico, come ad esempio l'invecchiamento, il pensionamento, la vedovanza, il fatto di non sentire di avere più un ruolo, ma anche altre possibilità che si aprono. Ad esempio la possibilità di avere del tempo libero per se stessi ma anche per gli altri, di acquisire nuovi ruoli, quello di essere nonni, quindi di doversi occupare in qualche maniera dei nipoti. Un ultimo settore di intervento riguarda l'area dell'arte, di cui parlerà fra un po' la mia collega Chiara Bertossi. Il settore dell'arte è un settore dove vogliamo incrementare, desideriamo l'obiettivo di incrementare, migliorare le capacità espressive e creative negli anziani e nel valorizzarle sia per se stessi sia anche per la comunità. Buongiorno, sono Chiara Bertossi, un'animatrice del servizio sociale che con l'animatrice Mirella D'Agaro segue il progetto che Roberto Foglietta vi ha precedentemente illustrato. Vi parlerò di un'azione specifica del progetto denominata L'arte non ha età. Questa azione cerca di rispondere ad alcuni interrogativi che ci siamo posti. È possibile sviluppare la creatività in età anziana? Quali sono le forme artistiche nelle quali gli anziani del nostro territorio si esprimono? La creatività può contribuire al benessere personale e all'autostima? Le persone che si dedicano a un'attività artistica in età anziana sono conosciute e riconosciute nelle loro comunità di appartenenza come risorsa culturale, sociale e umana? Attorno a questi interrogativi si è sviluppato il nostro lavoro, partendo da un censimento di tutte le persone residenti sul nostro territorio che si dedicano a un'attività di tipo artistico. Questo per scoprire se una passione e un impegno possono contribuire al benessere personale di persone che vivono o che si stanno avvicinando all'età anziana. Per realizzare il progetto ci siamo avvalsi della collaborazione delle amministrazioni comunali, delle associazioni, dei gruppi di volontariato e di tutti coloro che potevano fornirci informazioni e supporto. Le interviste si sono svolte individualmente presso il domicilio delle persone che hanno deciso di accogliere la nostra proposta di raccontarsi. Ogni intervista è stato un momento importante di incontro e di conoscenza. Ognuno si è raccontato a modo suo, parlando della propria esperienza artistica, di come è nata, di come si è sviluppata. Sono emerse storie di vita, aneddoti, ma anche riflessioni e pensieri legati all'attività artistica e alle opere. Delle 80 interviste finora raccolte emerge la ricchezza umana e artistica del nostro territorio,
Da qui il desiderio di attivare una serie di iniziative per valorizzare le persone che abbiamo incontrato. Il primo evento, dal titolo Vero come il legno, vero come l'uomo, si è svolto a Gemona del Friuli il 26 aprile, in collaborazione con la parrocchia di San Marco Evangelista e con il Circolo Culturale Ricreativo di Campolessi. Nell'incontro 11 artisti anziani, intagliatori, intarsiatori e scultori si sono raccontati attraverso le loro opere e l'evento ha riscosso un notevole successo e un interesse oltre ogni aspettativa. Di questo evento vi parlerà direttamente un artista, Cividino Pierangelo di Artegna. Buongiorno, sono Pierangelo Cividino, pensionato, 68 anni. Ho partecipato al progetto L'Arte non ha età. È stato un piacere a questo evento perché mi ha fatto sentire qualcosa che nella mia vita non ho mai avuto. Magari frivolezze, però è stato importante per me. E lì ho presentato i miei lavori, delle chitarre, essendo appassionato di musica, di suono anche, e mi interesso. È cominciato da ragazzo questa passione, perché il mio lavoro è cominciato come falegname, avendo fatto una scuola, e questi lavori li ho sempre costruiti come hobby. Qualcuno mi considera un artista, ma io sono un hobbyista più che altro. E il legno, la lavorazione del legno, è cominciata da quando ho cominciato la scuola e sono sempre stato appassionato del lavoro del legno, perché il legno non è plastica, il legno è una cosa viva, come uno che quando scrive un libro si sente vivo sulla carta. Questo hobby mi dà grande piacere, perché non è solo costruire una chitarra o qualcos'altro di artistico, ma anche facendo anche un lavoro per la casa, non so, una mensola, una finestra, un mobiletto. E al lavoro terminato mi dà soddisfazione, gioia, perché dico, anche questa volta ho superato me stesso. A casa, come hobby, è rimasto sempre questo desiderio, questa voglia di lavorare il legno. E siamo arrivati senza così, come un colpo di fulmine, all'intervista per il 26 aprile che abbiamo presentato questo lavoro. E per me è stata una grande gioia.